E allora partita questa prima serie con Alessia Ruggi in corsia 4, pluricampionessa giovanile, già nazionale giovanile, a suo fianco la Zarpellon per il team Veneto classe 01, anche lei già medagliata ai giovanili nei 400 e 800 stile libero. Attenzione anche all'Agnoato che si prende il passaggio 28 e 42, anche per lei 2 medaglie d'argento ai Criteria di Riccione 2017 nelle gare dei 100 stile libero e 100 farfalla. Dunque davvero prima serie di livello qui nella vasca di Montichiari. Ricordiamo anche quello che è il record della manifestazione di Yanir Casarin, 2.00 e 72. Ancora Agnoato, Ruggi nelle prime due posizioni, vediamo l'ordine, Alessia Ruggi che sorpassa, 30 e 48 per lei, Agnoato 30 e 89, Zarpellon 31 e 69. Presentiamo intanto la serie 10 dei 100 stili ragazzi maschi dalla 2 alla 6, Dariel Lamassi, Matteo Vicari, Federico Bettinsoli, Alessio Boffilo e Fabio Stefanelli. Alessia Ruggi 31 e 31, Alessia Ruggi che ha già nuotato agli assoluti il 1° dicembre 2.01 e 08 in questa gara. Sono ancora molto vicine tra loro Ruggi e Agnoato per contendersi la vittoria qui a Montichiari con Alessandra Agnoato che prova ad aumentare il ritmo, risponde Alessia Ruggi al centro della vasca e dunque a lei la vittoria. Alessia Ruggi 2.2.31, Agnoato però compare ora al tempo 2.2.14 e dunque Agnoato Ruggi nell'ordine con la Piantoni che è terza 2.04 e 60.